E andiamo. Cominciamo. Dio santo. Tanti auguri. Grazie. Grazie mille. Ignoranza. Ragazze, com'è stato? Vi siete divertite? Sì, a accendere la torta. A attendere la torta perché loro, esatto, loro stanno attendendo la torta, adesso mangiamo anche la torta. E andiamo. E poi andiamo! Cominciamo. Cominciamo già all'inizio. Buonasera. Buonasera. Si invertono i posti del Mugello. Però siamo in una bella città. Siamo a Firenze. Scenderemo sempre a Sud Italia, questa volta un po' più sopra, Chioggiacarta, giusto Bembe? Assolutamente. Chioggiacarta. Chioggiacarta perché compie gli anni il sottoscritto MCM, questo... Tanti auguri! Dai che andiamo! Birthday to MCM 1900 per i romani. Bembe ovviamente vlogger, capo vlogger e capo plaza e capo cibo. Dai, vediamo adesso come va la situazione. Eccoci. A dopo. Vediamo gli altri. Andiamo a visualizzare chi è Chioggiacarta. Spiegheremo i mezzi che girano nel circuito Chioggiotto e infine andremo a vedere un onboard per elencare le curve del tracciato veneziano. Il circuito di Chioggiacarta si sviluppa su una superficie completa di 20.000 metri quadri. Il tracciato ha una lunghezza di 600 metri e una larghezza di 6 metri e mezzo, ben 14 curve di pura adrenalina. Chioggiacarta dispone inoltre di una zona bar, ristoro, una zona relax, spogliatoi e sale meeting per eventi aziendali che si sviluppano su una superficie coperta di 250 metri quadri, al di sopra della quale è presente un'ampia terrazza che si affaccia sul tracciato. Il circuito inoltre dispone di larghe vie di fuga e dei più recenti ed efficaci sistemi di assorbimento degli urti, atti a garantire la massima sicurezza nella guida di kart rental. I kart di Chioggiacarta sono i CRG Centurion, in modalità senior, tutti dotati di certificazione europea, posizione di guida regolabile, paraurti ad assorbimento differenziato, carenature in plastica termoformata e marmita di tipo racing. Chioggiacarta, forte della grande esperienza e la profonda conoscenza del mondo della guida sicura e sportiva da parte del pilota e istruttore Nicola Baldan, organizza corsi di pilotaggio suddivisi in 3 tipologie in base all'età e all'esperienza dei partecipanti. L'obiettivo dei corsi di Chioggiacarta è far apprendere ai partecipanti le più sicure ed efficaci tecniche di guida e insegnar loro a metterle in pratica in ogni situazione. Il corso avanzato one to one a partire dai 18 anni corrisponde ad un corso di guida veloce con un kart della durata di 60 minuti. L'istruttore ti aiuterà ad acquisire un'elevata padronanza del mezzo e la consapevolezza dei propri limiti, attraverso tecniche di guida destinate a sviluppare i concetti per una guida veloce in pista. Tra i principali argomenti trattati abbiamo la corretta posizione di guida, la dinamica del veicolo, la frenata, il sottosterzo e il sovrasterzo, la corretta traiettoria in curva e le tecniche dello sguardo. Andiamo quindi a vedere come si gira a Chioggiacarta con un onboard di Johnny 3. Saliamo quindi in onboard con Johnny 3 e andiamo a vedere un giro al Chioggiacarta Rental Circuit. Effettua un doppiaggio in questo momento MCM, Johnny 3 passa sotto la linea del traguardo in curva John, giù tutto il piede sul gas, punto di corda alla curva Sergio e si va a staccare verso curva Bolza, tutto a destra, cambio di direzione verso curva 4 in curva Francesco, breve rettilineo e si affronta a curva Nicola, giù tutto il gas, attenzione alla Amerigo, doppia curva a sinistra. Si corregge in questo momento, cambio di direzione verso curva Martina, poi curva 8 e si va all'imbocco di curva Paola, ovvero la curva numero 9. Punto tecnico in questo momento è la nuova variante del 2019 per Chioggiacarta, attenzione all'esterno sul cordolo e giù tutto il piede sul gas verso le curve Pomodoro, le 2 curve prima del traguardo, una a destra e dopo a sinistra e ancora full gas, si passa in questo momento sulla linea del traguardo. Sabato 6 luglio 2019, ore 21:30, Chioggiacarta, Brondolo, provincia di Venezia. La temperatura è gradevole, l'asfalto è in buone condizioni. E ora, signore e signori, vi presentiamo i più famosi e spericolati piloti che partecipano alla gara senza regole. Johnny 3's birthday, Alessandro Benvenuto.
Per gli amici Bembe, col numero 5. Si affiderà alla sua sana ignoranza per poter farsi strada tra i vari concorrenti. Christian 92. Christian Modulin. Sicuramente la sua preparazione atletica lo aiuterà molto, soprattutto nel finale di gara quando i muscoli tireranno indietro. Il ciclismo e la corsa a piedi lo aiuteranno molto. Elena, l'unica ragazza a scendere in pista. Bene già così. Trama 10. Luca Tramarin, il calciatore, può essere un gran outsider. Teniamolo d'occhio perché io vedo bene su di lui. Cristian Quagliato Quaieta, CRI 84. Un peso leggero, sicuramente in qualifica secondo me potrà far bene sul giro secco. Pippo Furin 15. Sicuramente sarà un piedino veloce, può giocarsela anche lui. Lazza 6, invitato da Johnny 3 a ogni compleanno, sa le varie traiettorie, ha capito qualche consiglio da Johnny 3 perché per me può puntare al podio. Rudy Tabarro, Tabs 8, passione per la Formula 1, punterà al podio e qui ci posso anche scommettere 50 euro. Tenetelo d'occhio, avrà il coltello fra i denti e quindi darà filo da torcere a molti piloti. Tenetelo ben d'occhio. Artemio Vegna 7, ovvero Gianluca Bertini, il favorito per la vittoria finale. Dovrà prendere misura con la pista all'inizio, però una volta stampata darà gas fino alla fine. Johnny 3, Manuel Cosimo Muglia, il festeggiato. Sicuramente vorrà far parte del podio, ma allo stesso tempo vorrà vedere anche delle belle sfide fra i vari piloti che si contenderanno le varie posizioni. Rimanete con noi perché adesso ci saranno le qualifiche. Si parte, buon compleanno MCM. Sono quelli che hanno corso prima o è fredda la gomma o sono quelli che hanno corso prima? No, poi fermano un pochetto, prima di 3 giri si scalda un po' le gomme. Prima di 3 giri si scalda un po' le gomme. Prima di 3 giri si scalda un po' le gomme. Quanto più Ecco Rudy Tabs che è arrivato al filo del rasoio. Elena la prima concorrente donna, Christian, Pippo Furin, nome d'arte, Giraldini, Mazzoli, ovviamente Pippo Furin con numero 4, ecco Trama. Sarà da vedere anche la grande prestazione di Gianluca Bertin. Ecco il gol che si sta registrando, Gianluca Bertini a tenere d'occhio con un... Tomma, sì. Vedi che si scivola da morire qua sotto. Signore e signori, un cordiale saluto. Qui è Manuel Cosimo Muglia che vi terrà compagnia in queste qualifiche del Johnny 3's Birthday. Attenzione, qualche piccolo problemino per il suo kart. Parte in controsterzo alla staccata della Sergio, adesso ci troviamo, punto di corda verso la Bolza, in uscita verso la Francesco. Sinistra 2. Ora ho visto fare la staccata a Peppe, qua sotto l'ha fatta, sai come? Si fermava per fare la curva. Ricordo, ma attenzione alle gomme fredde. Tu hai l'abitudine di inchiodare, non inchiodare perché sbattiamo. Sbattiamo, andiamo a fermare, non voglio. Staccata verso l'angolo a sinistra, attenzione. Prima di 3 giri si scalda un po' le gomme. Olè. Che ne avevo detto? Sì, lo so. Avresti voluto vedere come sarebbe andata a finire quella staccata. E soprattutto capire, ma chi ha fatto la pole position? Allora, facciamo così. Se tu metti un bel mi piace a questo video, ti iscrivi al canale e condividi il video con qualche tuo amico o tua amica che come te piacciono i go-kart, io tra qualche giorno te lo dirò. Volevo ringraziare innanzitutto Chioggia Kart per avermi dato la disponibilità di disputare il mio compleanno lì da loro, i partecipanti per aver reso magnifica la serata, ma soprattutto la bontà delle ragazze e dei partecipanti per averci aspettato per poi infine festeggiare tutti insieme. Ragazzi, quindi rinnovo il mio saluto e ci vediamo al prossimo video con le immagini delle qualifiche. Ciao!